Il pomeriggio tra i migranti dell'hotspot di Lampedusa, dove oltre 600 anime stanno sbattute su un materasso con 40 gradi all'ombra, e la notte nella lussuosa Villa Bianca incorniciata da due palme giganti che Berlusconi comprò nel 2011 per un paio di milioni. Matteo Salvini torna sull'isola delle Pelagie, terra di sbarchi, generosità e polemiche politiche, per 2 giorni tra campagna elettorale e relax. Un giro ieri tra i bambini, donne incinte e ragazzi trattati in modo indegno per un paese civile. Un giro in barca questa mattina alla scoperta dell'isola che per il leader della Lega è il simbolo di come non può funzionare l'accoglienza dei migranti. E un pernottamento nella maison di proprietà di Berlusconi. Un invito che è un segno di affetto da parte dell'ex premier, ma anche un segnale di sostegno politico. Il leader della Lega dall'hotspot dice: sono condizioni indegne di un paese civile, con migliaia di persone ammassate, e non si tratta a suo dire di un problema di gestione quanto di un Ministero dell'Interno che non fa il suo lavoro. Vanno ringraziate le donne e gli uomini in divisa che a centinaia garantiscono l'ordine, le regole, i diritti e la sicurezza di chi sbarca, dei lampedusani e dei turisti. L'obiettivo è di riportare questo centro, che è il più grande centro d'accoglienza d'Europa, a dimensioni normali, civili, come già facemmo in passato. Ricordo nel 2018 e nel 2019 l'immigrazione era assolutamente sotto controllo, il contrasto ai trafficanti di esseri umani e agli scafisti era assolutamente effettuato, avevamo dimezzato il numero di morti e dispersi in mare, e in questo centro, invece di arrivare a punte di 1500 ospiti ammassati per terra, che non è un trattamento degno di un paese civile, arrivavano alcune decine di persone. Quindi qual è l'obiettivo del futuro governo, se gli italiani sceglieranno la Lega e il centrodestra? È tornare a controllare, a proteggere i confini, a dare sacrosanta accoglienza a chi scappa davvero dalla guerra, che è una minoranza di coloro che arrivano in Italia, e tornare, ripeto, a proteggere. Io ho parlato col sindaco di Lampedusa, dietro questo centro ci sono enormi problemi per l'isola, problemi di rifiuti, problemi di acqua, problemi di tasse, problemi di salute. C'è un elicottero di soccorso, se c'è bisogno ovviamente di portare in Sicilia uno degli ospiti del centro immigrati, per i lampedusani e i turisti l'elicottero non c'è, e quindi siamo già al lavoro per una legge sulle isole minori, non solo Lampedusa, tutte le isole minori italiane che hanno problemi di salute, di scuola, di tasse. Stiamo lavorando in queste ore per azzerare le accise sui carburanti e sul gas per Lampedusa e Pantelleria fino al 2023. Il tema immigrazione può essere un tema tenuto sotto controllo, accogliere degnamente chi ha diritto, ma in questo mese di luglio sono sbarcati più immigrati che non in tutto il 2019. Quindi vuol dire che qualcosa nella gestione dell'ordine pubblico e nella protezione dei confini non funziona. Com'è la situazione dentro? Ci sono 550 ospiti, ovviamente escono, rientrano, sbarcano. Abbiamo visto gli ultimi arrivi dell'ultimo sbarco degli ultimi minuti. Ovviamente per un posto che ha 380 di capienza massima, arrivare, come quest'estate è già successo, a 1500 vuol dire garantire condizioni disumane, non per la cattiva volontà di chi ci lavora, e ripeto, avere già più di 100 persone dell'ordine pubblico impegnate qua a Lampedusa significa sottrarle alla garanzia dell'ordine pubblico nel resto del paese. Però non possono fare miracoli, quindi se tu in una stanza che accoglie 3 persone ne metti dentro 30, è chiaro che si rischia. Poi c'è il presidio dell'esercito fuori, c'è un sistema di videosorveglianza, quindi i problemi di fughe, di scontri, di incidenti degli anni scorsi sono superati, però ritengo indegno di un paese civile non offrire degna accoglienza a chi la merita, perché chi scappa dalla guerra è riconosciuto come tale. C'è circa un 15% di rifugiati che vengono riconosciuti come rifugiati, non può essere ammassato per terra sui materassi a 40 gradi, però non possiamo spalancare le porte dell'Italia a migliaia di clandestini che non scappano dalla guerra. Quindi il ragionamento è di garantire le regole, i controlli, la sicurezza, e vado con orgoglio ricordando che con i decreti di sicurezza in vigore i morti erano dimezzati.
È chiaro che più gente parte, più gente sbarca, più gente muore. No?